Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon giovedì a tutti noi. Come ogni giovedì da ormai diverse, se non ricordo male 21 settimane a questa parte, 21 mi dicono anche di sì dalla regia, non ho sbagliato, non mi sono impaperata, andiamo assieme al Giardino delle Piante Officinali di Casola Val Senio. Questa settimana, visto che siamo vicini all'arrivo della primavera, oltre a scoprire una fantastica Camera delle Meraviglie che quella di Harry Potter è roba da ridere, andiamo a preparare tutto quello che serve per piantare delle nuove piantine, scusate il gioco di parole. Impariamo a seminare dei piccoli semi, a capire come si deve fare per fare in modo che le piantine germoglino bene, siano forti, e poi impariamo anche a propagare in altro modo le piante attraverso la talea, lo stolone e altre tecniche ancora che ci spiega, come sempre, il mio amico Sauro. Allora forza, andiamo assieme a Casola. Oggi il tempo è così così, del resto con la stagione ci sta, quindi abbiamo pensato di non andare in mezzo al verde, in mezzo alle piante come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, ma di farvi scoprire anche altre cose, altre curiosità che ci sono qui al Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni di Casola Val Senio. Lo facciamo ovviamente con la nostra guida d'eccezione, il nostro amico Sauro. Ciao Sauro, ben trovato. Buongiorno. Allora, direi che possiamo iniziare ad entrare in quella che si chiama la Camera delle Meraviglie, che già il nome insomma mi ispira parecchio. Qui alla nostra destra intanto vedete c'è il busto, la testa del professor Augusto Rinaldi Cerone, pioniere dell'erboristeria italiana, Casola Val Senio 1913-1998. Allora Sauro, dopo aver presentato anche il fondatore di questo bellissimo giardino, entriamo nella Camera delle Meraviglie. Raccontaci un po' che cosa andremo a vedere. È un percorso, un viaggio fantastico, reale anche, che vuole accogliere, vuole informare, vuole trasmettere questo viaggio al turista, al visitatore del giardino, che sia piccolo, che sia adulto, informazioni del giardino e delle piante, del mondo vegetale, ma non solo, perché in fondo in questo piccolo viaggio si cerca di conoscere anche il territorio. La cosa più curiosa, come si vedono un pochettino le immagini qui dentro, è quella di far pensare a chi entra qui dentro di non essere più un adulto, un grande che domina le piante, eccetera, ma di diventare piccolo, trasformarsi, diventare un piccolo insettino, un piccolo animaletto e che viene a contatto con le particolarità, le curiosità delle piante, delle erbe. Ecco le immagini, quello, e come anche sono citate nelle scritte, in queste piccole frasi, che il bambino, la persona diventa come un piccolo insetto, come una farfalla, come un bruco, e che va a scoprire il mondo vegetale, il mondo animale per certi aspetti anche, ma molto molto da vicino, quindi a vedere i particolari, a vedere sentire i profumi, a vedere quello che forse a distanza da lontano non notiamo, non sentiamo, proprio perché più spesso anche la nostra frenesia, il nostro ritmo, il nostro bisogno la nostra fretta quotidiana, il bisogno di fare tante cose in una volta ci fa trascurare un po' quello che è il mondo vegetale, il mondo animale, in questo caso in particolar modo il mondo vegetale, essendo anche il giardino una delle porte d'accesso al parco della Via del Gesso Romagnola. Ma in questo modo, e come facevano gli antichi, gli abitanti, i nostri nonni e prima ancora nei secoli passati, erano attenti a quel che succedeva, alle stagioni, allo sviluppo delle piante, tutto seguiva in un determinato modo, con una certa osservazione, con l'importanza dei particolari, delle forme, i segni, eccetera. E questo ci richiama un po' a questo aspetto qui. Ecco perché allora questa immagine e queste piccole scritte, queste frasi ci avvicinano a un mondo che lo riteniamo un po' lontano, distaccato da noi, per sapori, per profumi, per odori, per forme e per sviluppi, per tipologia di sviluppo, di crescita del mondo vegetale. E allora questa è la prima stanza, venite con noi, vedete ci sono, come diceva Sauro, delle immagini molto semplici, facili da capire. Qui vedete una lavanda, questa direi che è camomilla, qua c'è il tarassaco, l'ho riconosciuto. Questo che fiorellino è? È l'echinacea, il fiore di echinacea purpurea. È vero che l'avevamo vista. Questo? È il fiore di erba cipollina, che visto così ingrandito ci fa scoprire davvero cose diverse, con i suoi stami, con le sue antere, con i suoi pollini, con i suoi colori, le sue forme diverse. Quindi già ingrandito è come essere un piccolo insettino e si avvicina e scopre qualcosa di grande.
Sì. E allora questa, dicevamo, è la prima stanza di questa Camera delle Meraviglie del Giardino delle Piante Officinali Augusto Rinaldi Ceroni. Questa è proprio, diciamo, la stanza di accoglienza, perché il cuore della stanza delle meraviglie lo andiamo a scoprire adesso, e lo scopriamo di qua. Allora, Sauro, io qua vedo che ci sono, ecco, intanto direi l'approccio è interattivo, quindi si pensa dedicato ai più piccini, ma sinceramente non mi voglio esimere dal provare qualunque cosa. Da dove partiamo? Di qua a destra? Possiamo partire da destra, dove c'è su questa parete un mobile che io continuo a chiamarlo ancora olfatoteca, l'angolo dei profumi, degli aromi. E siccome i profumi si sentono col naso, ecco che ogni forellino che è stato creato su questa parete ricorda un po' il naso. Dovrebbe significare caccia il naso, metti il naso dentro e annusa, senti i profumi. Ogni stagione fa esaltare maggiormente determinati profumi, perché le temperature sono importanti, temperature elevate esaltano certi aromi, temperature troppo basse fanno sentire un po' meno i profumi. Eppure li abbiamo messi ad altezze diverse, perché fino a un po' di tempo fa era tutto per gli adulti, per le persone grandi. Abbiamo pensato ai bambini, ai piccini, che spesso rimanevano distaccati, allontanati, e allora abbiamo portato all'altezza dei bambini anche il naso, insomma, e alcuni, come ho visto qualche volta, erano perfettamente alla loro altezza. Ogni forellino c'è un'essenza, un profumo differente, che ruotano, che cambiano durante la stagione, durante l'anno, man mano che abbiamo materiale diverso da annusare, da distillare, da estrarre. E alcuni profumi sono gradevoli, altri non lo sono per niente, alcuni si sentono di più, altri un pochettino meno. Poi sicuramente dopo 2 o 3 annusate o sniffate perderemo la sensibilità agli altri profumi. E allora, io ho annusato l'issopo, ho annusato il lavandino. Vi ricordate il lavandino? Ve ne abbiamo parlato nella nostra prima puntata, è una qualità di lavanda. Qui abbiamo il lavandino, il finocchio, la menta, l'issopo, il timo, la salvia, la lavanda. Adesso provo a sentire la differenza che c'è tra lavanda e lavandino. Venite con me, aspettate. È molto più intenso e soprattutto è il profumo della lavanda a cui siamo maggiormente abituati. Guardate qua con quale agilità mi muovo, saranno tutte le piantine officinali che ho mangiato in queste puntate. Lavanda, limone, caprifoglio e rosmarino. E qui con questi profumi si conclude questa parete, ma il viaggio è ancora parecchio lungo. Qua vedo gli abitanti del Giardino delle Erbe. Che cos'è, Sauro? Chi gira, chi passeggia all'interno del giardino spesso scopre personaggi diversi o animali differenti, rumori diversi, e ognuno di questi è dato da un animale, un piccolo uccello, e ad esempio in questo caso il picchio rosso, che è un abitante di questo giardino, del parco, dell'arboreto, e si sente spesso, non lo si vede quasi mai, quasi impossibile vederlo, incontrarlo, ma lo sentiamo in continuazione. E questo è un piccolo tronco fotografato con il picchio che presente, sta portando cibo al proprio nido con questo suo forellino. Troviamo su molti tronchi all'interno del parco i suoi fori, i suoi buchi, lo sentiamo girando quasi tutti i giorni, però è curioso perché non si fa vedere, sempre molto, molto veloce, scappa rapidamente, schivo all'uomo. Oppure ancora abbiamo visto varie volte, e nel terreno d'inverno si nota spesso presente non lui, ma quello che lascia, è il lombrico, che è vita per il nostro territorio, il nostro terreno. Un po' schifoso però, vabbè. Oppure ancora girando è facile incontrare anche questi piccoli uccellini, la rondine, sia sulle tetti, sulle grondaie, sui cornicioni dei nostri fabbricati, ma ancora posizionati in altre zone. E questi girano, ruotano e ci permettono di controllare e equilibrare la presenza di molti insetti. Ve li faccio vedere tutti perché io sono curiosa e in realtà con la scusa che sto facendo la trasmissione mi godo anch'io. E questo è il simpatico riccio che di sera, soprattutto chi avesse la voglia di passeggiare quasi al buio di notte, la mattina molto presto, spesso se lo incontra facilmente. Purtroppo molte volte se lo trova un po' fuori forma, cioè spiaccicato ai bordi delle strade. Andate piano in macchina, che così evitate incidenti e poi in qualche modo salvate la vita a qualche riccio. E proprio nella zona qui così raffigurata, dove c'è il percorso delle erbe mellifere, il percorso per le api, c'è l'ape che qui è presente, abbondante, a caccia, alla ricerca di nutrimento e di polline, di nettare. Qui su tutti i fiorellini che ci sono presenti lavora, bottina, raccoglie in continuazione polline da portare nel proprio alveare.
E allora lasciamo gli abitanti del giardino delle erbe, anzi, più che lasciarli, andiamo a scoprire qualche dettaglio in più, Sauro, perché qui abbiamo gli insetti del giardino delle erbe. Sono questa serie di cassettini con dei nomi particolari. Ecco, ce n'è uno che mi inquieta molto e quindi parto da questo. Sfinge testa di morto. Che cos'è? È un altro insetto, o meglio una larva, che è spesso dannosa per le nostre colture perché rapidamente va a rosicchiare e mangiare le fuste di infiorescenza, i fusticini e le foglie. Però è una farfalla, un'altra farfalla che troviamo abbondantemente in giro. E aprendo il cassettino vediamo i particolari. Probabilmente nessuno l'ha mai notato più di tanto come per i suoi colori, ma la larva ha dei colori bellissimi. L'insetto un po' meno, appare un po' meno appariscente e si nasconde spesso la larva in mezzo ai frutti oppure alle foglie di piante diverse, come la trova bella donna, a volte si trova sul finocchio, altre ancora. Camminando, girando con attenzione, capita a volte di incontrarla. Ecco che allora l'abbiamo qui riportata, citata. Questa è una delle tante che ci sono, come tante altre ancora. Vediamo un animalino che mi piace tanto, finalmente la coccinella. Anche questa qui è presente nei mesi estivi, frequente ed è utilissima per combattere, per controllare almeno un pochettino i nostri afidi che si sviluppano sulle piante. E qui ce ne sono di varie tipologie, questa qui dovrebbe essere quella septopuntata, che sono riconoscibili proprio perché hanno 7 puntini neri sul loro dorso. Poi ci sono tante altre, ma danno quando si incontrano grande gioia perché questa loro forma particolare, questa colorazione avvicina spesso anche a prenderli in voglia, a prenderli anche. È l'unico insetto che prendo in mano io, la coccinella, poi dicono che porti fortuna. E poi abbiamo la pavonia maggiore, il macaone, la cavolaia minore, l'icaro ninfa azzurra, calabrone, vespa gialla, vespa muratore, volucella, ape, bombo terrestre, coccinella, cimice dalla maschera, l'orrenda cimice milanista, la cimice, il cerambice della quercia. Ho detto bene? Sì, è un altro insetto che proprio ancora in questo periodo qui si vede girare tante volte sulle querce. I suoi ambienti ideali sono in mezzo ai boschi, dove lavora e crea fori, fessure, si nasconde sotto la corteccia e vive in questi ambienti. La quercia è una delle sue piante principali. Passiamo qua dietro, Sauro, perché se qui abbiamo gli insetti, qua abbiamo qualcosa di molto più grazioso, vale a dire gli animali del giardino delle erbe. Allora, gufo reale, poiana, cornacchia, codirosso, fringuello, picchio rosso, l'abbiamo visto prima, passero domestico, scoiattolo, abbiamo anche lo scoiattolo? Scoiattoli sono tantissimi qui presenti, molto simpatici, e la cosa curiosa è che questi piccoli animaletti, molto rapidi e molto veloci, si fanno anche avvicinare parecchio, poi ti osservano e scappano rapidamente con il loro carico, quindi noccioline non si mangiano più, noci non si mangiano più, non si raccolgono, perché loro sono rapidissimi, pronti, e con una velocità tale scompaiono fra un albero e l'altro, lasciandoti così quasi sbigottito per la loro rapidità, la loro sicurezza e la loro curiosità, perché ti lasciano avvicinare per qualche metro, poi se ne vanno. E poi abbiamo il merlo, il pettirosso, il capriolo, la lepre, il tasso, bellino il tasso. Poi abbiamo studiato anche un albero che si chiama tasso rosso. Sì, c'è il tasso rosso, il tasso sbaccata, che è un'altra pianta enorme, grandissima, e questo qui è il tasso che gira, intanto la sera si incontra con il suo passo un po' molto divertente, facioccone, e troviamo qualche volta gli escrementi o le impronte, le tracce che questo piccolo animaletto lascia nel giardino. Bellino, mi piacerebbe tanto averlo un tasso. Sinceramente mi porterei tutti a casa questi qua, Volpe, istrice, la lucertola la lascio anche fuori. Il topo selvatico, a me piace anche il topo selvatico, il lombrico, come detto, non mi piace, te lo lascio. Il biacco che cos'è? È un serpentello, una biscia, una piccola biscia che cresce, che gira, che si muove liberamente all'interno della struttura, e non solo, tutto attorno, e quindi spaventa un po', lascia molto spesso le persone un po'. Pericolosa? No, pericolosa no, però ci si sta lontani, perché dopo già tutti quanti le bisce, i serpentelli, le vipere, siamo portati ad allontanarci. E poi la talpa. Continuiamo a girare, il nostro regista riesce a seguirci, sì, perché è bravissimo, ma adesso io mi autoimpallo. Eccomi! Allora, il fiore, vediamo un po', Sauro, il fiore, apriamo. I petali.
Ecco qui questo piccolo totem ha proprio il compito ai bambini, ai ragazzini, ma a tutti quanti gli adulti, descrivere meglio come è fatto il fiore, in parole molto schematizzate, descrivere le varie parti. Questo fa parte anche di un gioco che poi è presente anche fuori, in un piccolo labirinto, dove tutti quanti possono partecipare, girare, osservare. Intanto descrivere come è fatta una pianta, il fiore, quindi prima si è parlato, in un altro totem si è descritto la pianta intera, dal radice al foglie e fusto, e qui si parla più schematicamente del fiore, ovviamente con alcune definizioni, perché sappiamo che è un fiore formato da varie parti, quindi dai petali, dagli stami, la parte femminile del gineceo e dal peduncolo che sorregge il fiorellino. E poi ci sono tanti altri approfondimenti, ma queste sono le informazioni più comuni, più semplici, più facili. Passiamo dal fiore, andiamo avanti. La pianta, apriamo, ti lascio il microfono un momento. Ok, anche qui tanti piccoli sportellini permettono di conoscere, di avvicinarsi meglio giocando, perché l'obiettivo è sempre quello di giocare, divertire e incuriosire. L'apertura e la chiusura è una forma di curiosità, di stimolo alla curiosità. Si descrive la pianta partendo sempre dalla radice, dal terreno, perché la pianta cresce, ha bisogno del terreno, di un substrato per sviluppare, e così le sue varie parti, il fusto, tipologie di fusto, e la foglia. Anche qui gli aspetti diversi delle varie tipologie di foglie e l'importanza della foglia per l'attività, la crescita, lo sviluppo, la conservazione e il mantenimento della pianta stessa. Quindi anche la parte interna e l'esterna richiamano sempre il tipologia della pianta. Quindi la foglia con descrizione, fuori c'è la foglia, la radice, troviamo l'immagine schematizzata, la radice all'esterno, e il terreno ovviamente perché il terreno accoglie l'apparato radicale. E allora continuiamo, andiamo qua dietro, le piante per l'uomo. Questo mi ispira un sacco, Sauro. Allora, testa. Sicuramente troveremo qui sotto alcune particolarità, alcuni aspetti legati alle patologie. Qui abbiamo voluto creare qualcosa un po' più preciso, più indicato per gli adulti, dove tutti possono comunque guardare, leggere e accogliere informazioni differenti, quindi terapie che possono essere utili, fatte con le varie erbe, tanto che abbiamo messo anche all'interno delle piccole tisane, che sono quelle ricette citate qui dentro. Quindi per l'epidermide, per la pelle o per i capelli una piccola ricetta che possono essere ricavate e ritrovate facilmente sia in erboristeria, ma su alcuni testi, oppure uno da solo può andare in giro per la campagna, raccogliersi le erbe se volesse, e qui usare queste piccole ricette riportate. Quindi sono state riportate alcune patologie molto comuni, molto frequenti su tutto quanto il corpo umano, suddivise così nelle varie particolarità. I polmoni, ad esempio, e le piante indicate per il polmone, come può esserci la polmonaria, oppure quelle erbe che servono più per l'azione emolliente sulla tosse, sui bronchi, come possono essere l'altea, l'anice e tante altre erbe ancora. Quindi ogni cassetto ha una parte del corpo. C'è anche una cosa per il gomito, per mantenere morbida la pelle del gomito, e non solo quella. È utile applicare dopo il bagno una crema a base di calendula e camomilla che con l'aggiunta dell'olio di mandorle decongestionano, nutrono e distendono la pelle. Ecco, guardate i fiorellini di calendula, vi ricordate? Ne abbiamo parlato. Il caratteristico colore giallo. E qui abbiamo per la pelle nei periodi estivi per lenire il prurito causato dalla puntura degli insetti, quali zanzare, api e vespe. Può essere utile strofinare sulla zona interessata i fiori di lavanda o frizionare con una goccia di olio essenziale di lavanda. E se ci seguite dall'inizio lo sapete, perché io l'ho fatto in diretta per voi e devo dire che funziona. Passiamo sotto, Sauro. Ancora continuando troviamo altre parti del corpo, quindi i reni oppure la mano, ad esempio, essendo lo stesso livello, stessa altezza, e la mano in questo caso capita avere una piccola verrucca oppure un altro, in questo caso la verrucca che abbiamo descritto, e quindi usare un'erbetta molto comune che può essere la ceridonia, oppure come qui indicato, qui si parla proprio di ceridonia esattamente, quindi si strofina questa porzione di pianta, di fusto, di foglioline che lasciano questo lattice giallo, caustico, quindi attenzione, però molto molto utile. Oppure ancora qui riportato per i reni, varie erbe molto utili sono ancora le parti di pianta, come c'è dell'altea, c'è della liquirizia, all'interno abbiamo messo si usano in decotti, abbiamo messo foglie e fusti insieme. E poi c'è il piscialetto, il tarassaro. Esatto, che sono fondamentali, importanti per la nostra attività dei reni.
Per le ossa, guarigione delle piccole fratture, la guarigione delle piccole fratture trae giovamento dall'impiego dell'equiseto o coda cavallina, pianta ricca di silice. La polvere di equiseto ingerita con il pane e l'infuso ottenuto con un cucchiaio di equiseto in una tazza di acqua bevuta 3 volte al giorno facilitano la ricalcificazione, accelerando il tempo di guarigione. Ricordatevelo, in inverno si scivola sul ghiaccio, può succedere una botta di sfortuna, l'equiseto è importante. Molto importante, era una vecchia ricetta, un vecchio rimedio che ancora qualcuno oggi lo utilizza, lo applica. Ho letto la cosa più interessante di tutto. Coscia, nella cura della cellulite, leggo piano perché le mie telespettatrici vorranno sicuramente saperne di più. Nella cura della cellulite, le foglie di edera sono da tempo impiegate per uso esterno per favorire l'eliminazione della inestetica pelle a buccia d'arancia, mamma mia. Utilizzando le foglie fresche tritate che è possibile raccogliere tutto l'anno, si prepara un decotto e un cataplasma, un impiastro locale da applicare per un'ora circa. Poi ti si arrampicano su dalla coscia, ma fa niente. Il famoso arrampicante. E poi qua cosa c'è? Gamba e gamba. Sì, sono anche qui 2 indicazioni diverse. Una è il ribes nero, che è molto importante, molto utile, ad esempio per la gotta. Oppure l'altro aspetto ancora interessante sono la fragola. La fragola, foglia in questo caso, non tanto il frutto, che fin dal tempo dei Romani era citata, importante proprio sempre per la cura della gotta, oppure per la circolazione ancora era fondamentale. E qui ecco che troviamo queste foglioline presenti, utilissime. E l'ultimo cassettino. Piede e tallone, menta piperita e succo di achillea. Ah, pensa un po', per il tallone è indicato il succo di achillea. Sì, perché l'achillea già ci richiama Achille, quindi questo richiamo sia nel teoria dei segni che nelle cure, negli studi meglio più recenti, nelle cure recenti, diventa importante e interessante come applicazione, sia come decotto sia come cosmetico preparato sotto forme differenti. E allora, abbiamo finito anche qui con le piante per l'uomo. Questa puntata un po' speciale in diretta dal Giardino delle Piante Officinali Augusto Rinaldi Ceroni si chiude qui. Allora, perché venire? Perché oltre a vedere dal vivo, riconoscere, imparare a scoprire le caratteristiche di queste piantine, c'è anche la possibilità di fare questo percorso interattivo, quindi per le scolaresche, per i vostri figli, ma anche per voi adulti, perché sinceramente io sono piuttosto grande, ma mi sono divertita tantissimo. Sauro, grazie, io so che questo percorso lo hai progettato tu assieme ad altre persone. E quindi complimenti a voi perché siete riusciti, pur da adulti, perché immagino foste adulti, a capire che cosa può piacere a un bambino. Sì, si è cercato proprio di attrarre, capire un po' la loro attenzione e soprattutto di osservare, vedere le loro esigenze e soprattutto quali fossero i loro stimoli, le richieste maggiori. Aprire, chiudere, il tatto, l'olfatto sono sensi fondamentali che a loro piace moltissimo e loro giocando apprendono e l'adulto fa uguale. E allora, maestre, tempo di gite, portate i vostri alunni qui a Casola Valsena al Giardino delle Erbe Officinali Augusto Rinaldi Ceroni. Ciao, ciao! Arrivederci a tutti.